Abbiamo fatto il primo tratto e adesso c'è la seconda patta. Sta a fuoco. Eccola qua, bellissima. Ok, a dopo. Qui c'è un passaggio un po' strettino, abbiamo già fatto questo tratto qua. Dobbiamo passare qua, il passaggio è strettino, ma si possono passare da qui. Non siamo troppo grassi, quindi emozioni. C'è l'umidità. Ma veramente lungo. L'ultimo tratto, la salita. Eccoci alla fine, lunghissima veramente. Parete a strapiombo, proprio una spaccatura, due spaccature, cioè una spaccatura con due pareti.
Sicuramente in origine era ancora più profonda. Sicuramente in origine era ancora più profonda. Può essere, sì. Perché poi la terra si è accumulata, è scesa e franata. Ma non me l'aspettavo una cosa così, credimi. Ma veramente una delle cose più belle che abbia mai visto in tutto il mondo. Cioè, e beh, una cosa così, guarda che è una cosa rarissima. Concluso l'esplorazione di questa fenditura straordinaria. Una cosa così in uno stato straniero te la farebbero pagare almeno 10 o 20 dollari minimo, anche di più, e noi la facciamo gratis. Pensa che ecco, questo è il secondo Belvedere. Ok, bellissimo, parete a strapiombo. Questo è il canyon, sembra davvero il Grand Canyon, il nostro canyon sardo. Qui vediamo che c'è un'altra brecca che è un po' meno profonda dell'altra, però c'è anche qua, vedete? Vedete? È bella profonda anche questa, che affianca l'altra. Quindi noi siamo fra le due brecche, siamo sopra le due brecche. Quella che abbiamo visto prima è sulla destra, inizia da qui più o meno. Poi c'è quest'altra, aspetta, avviciniamoci ancora qua. È bella profonda qua, vedete? Scende qui. Favoloso. Questa è la Sardegna, ragazzi. Per paradiso Dio intendeva Sardegna, sappiatelo.